Ciao cari tifosi del Napoli! Aiutateci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi subito a questo canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della nostra squadra del cuore. Grazie! Andiamo al video. Lozano ha parlato con ESPN della sua esperienza al Napoli. Il messicano ha giocato 4 anni in Serie A e ha cambiato 3 allenatori: Ancelotti, Gattuso e Spalletti. L'ex giocatore italiano ne ha parlato in modo molto diretto: visti i tanti infortuni in nazionale, dubitavano di me. Adesso è passato al PSV, una scelta che desiderava tantissimo. Sono arrivate offerte anche da altri club, ma la verità è che volevo questa squadra. Pensavo fosse un'ottima opzione per me. Non solo quello, anche le loro parole sono state importanti. Ora quello che conta è stare bene fisicamente e mentalmente. L'attaccante non è stato all'altezza delle aspettative quando è arrivato al Napoli nell'estate del 2019. Il peso della lettera era difficile da sopportare e il giocatore non è riuscito a conquistare la piena fiducia dei suoi allenatori. Ne parla con molta sincerità: è stato un percorso molto complicato, con tante cose belle e alcune meno belle. Sono arrivato a Napoli con Ancelotti e l'ho avuto solo 2 mesi perché poi lo hanno mandato via. E su Gattuso, con lui è stato complicato, perché sono arrivato come l'acquisto più caro, e con l'arrivo dell'allenatore tante cose non sono state così piacevoli per me. Poi nel secondo ho fatto benissimo, facendo tanti gol e assist. Sull'esperienza di Spalletti, gli infortuni in rosa non sono serviti a molto. Gli allenatori dubitavano di me. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia il tuo commento e iscriviti al canale, perché è molto importante per il nostro club. Fino al prossimo video.